Sapade è una biele cittadine turistiche, mettude iu tai mons tra la Chiargne e il Chiadovri, poi ade una grande vallade insiorade di boschi e prats sempre vers. Trattan ben di Diu esisten anche monumenti storici, artistici e religiosi che appandin ai tanti turisti la complessità delle culture e delle civiltà di questi valladis. A Sapade la Vie Crucis, che si viota rimpinate su sul Calvari, la colline che è a zampe dal rio Mulbach, a lei il monumento scelto chi tant che argomento di interesse storico e religioso. La Vie Crucis non è che una schiria di capellutis disposti con regolarità sull'oro di un troi che va su, sulla cleve de culine e che giuste parzore e finiscono con una glesiute tante ninine. Davanti de glesiute sono gli scros dai tre condannati a morte con tal miec Gesù Cristo. A lei il complesso che rappresenta il Calvari, il tutto secondo le inomenate tradizioni religiose che ten alte la memoria de passione e morte di Nostro Signore. Per far memoria al turista dal tragic fatto de Vie Crucis, a fase di introduzione di figuris che sono drenti te prime cappelle, che rappresenta l'Orto dai Ulives, questo là che Nostro Signore è stato chiappato dai soldati e lì cade e è la prima stazione de Vie Crucis. Lis restanti 13 stazioni sono rimpinadis su pe cleve de culine. Renti teglesiute, te cupole una biele pitture e mostra la ascensione di Nostro Signore.
sul biell'altar barocco la Madonna Dolorade e ten sui genoi Jesus, il figlio prediletto, morto. Sotto dall'altar a lei il suo corpo. In le località turistiche alpine, la nascita di questo complesso religioso è dovuta a un fatto capitato a un abitante del posto, dai Prince Heinz, dal 1800. Cristoful Crater, di fatto, stante alla conte, è quel che ha realizzato la prima versione di Vie Crucis, che le aveva costruite a mandrete dal riul Mühlbach. Di queste prime versioni sono restati dome gli primi dos capelutis, che dal crater è una conte che ha proprio incuriosito, tanti fammi bramare la realizzazione di questo documentario. Il fatto, succeduto tanto tempo fa, al di quasi dismenteato, al ven contato in 3 versioni, ma dome una e poi essi che vere. Prima versione. Dai Prince Heinz dal 1800, il territorio montano di Sapade era contenuto tra l'esercito napoleonico e quello austriaco. Il chiazzador sapadin Cristoful Crater, una BLD, all'è a chiazze sulla Mont Tulia. Nessuno si spietava di incontri fatti con un drappel di soldati napoleonici che, tra trois difficili di passare, a costringere in Cristoful accompagnare in chiarnie. Tutto un momento, guide e militari di Napoleone a venire in assaltati dagli austriaci che questi ultimi accoppare in duci francesi. Il chiazzador Cristoful, chiappato durante le battaglie, al fare una voto. Se si fosse salvato tanto che ringraziamento, al verresti la sua sapade una Vie Crucis. Seconda versione. In queste seconde conte, il chiazzador Cristoful Crater si salvò dopo aver patito l'attacco di un troppo di ors menazzosi. In questa versione, forse, la int si confonde con la storia di quel possidente di cime che all'è a fa fen dai pras di Plotzn e che al vigni attaccata di un ors. Per difendersi, il contadino al fu costretto a montare su una grande piere, che era lì. Intanto che l'ors lo assediava, il contadino al faceva a vota alla Madonna che se si fosse salvato di che brutta situazione, al varesse fatto una capellute per zore de piere stesse. Con tante fatture, al faceva fui via l'ors. Si salvà e dai pras di Plotzn si può anche moviodi una piccole capellute dedicate ai Madonne dall'Usari, che è biele per zore di un cret. Terza e ultima versione. Conoscendo la ete precise di quando alle capitati il fatto, la data di costruzione de Vie Crucis, ma soprattutto giudicando la logica morale che il protagonista al pover patito, con la val anche de erede la signora Teresia Crater, si pensa che queste ultime versioni esse dica giuste. Tra il 1797 e il 1814, Sapade ed il Dulintor agli era contenuto tra l'esercito napoleonico e quello austriaco. Una BLD, il crater l'antacciasse tra le montagne d'Altulia, al fu fermate di un sdrume di soldati austriaci che lo interrogarono. Cristoful sapeva de presenze a Sapade dai francesi e senza pensare a possibili tragiche conseguenze, gli disse quello che ieri. Tornata a Sapade, al viodè che gli austriaci avevano fatto strage dai francesi. Di uomo di fede e di salde moralità al veri moars di coscienza e si sentì in colpe per l'orrendo fatto di sangue. All'è dal vescovo di Udine, che lo invitò a visitare la Terra Santa
e a tirare su una via crucis dal paese dove che all'era nasu. Al fasè proprio così. Dal 1824 al fasè su la capellute dall'Ort dai Ulivs e tutti che altre stazioni di lungo sulla rive drette dal rio Mulbach. Ma Pieri Crater, figlio di Cristoforo, dal 1859, forse dopo de muore dal pari, anche con gli autori della popolazione attacca a fasulli stredi capellutis sul flanco de colline e la gleseuta lassù sul Calvari. Il dut a zampe dal Mulbach come che si poviodi al Didivue. Dal 1861 a Voris Finidis, Pieri Crater ha la curia di Udine al domandare la benedizione dell'Ecclesiuta dal Calvario e la facoltà di fadì messe. Desideris che con puntualità a venire in conceduti subito dopo. Di che volte la via Crucis e il Calvario di Sapada sono entrati dal cur dai sapadins e dai villeggianti pro i devozi, diventando teatri di commoventi e spontanee manifestazioni religiose. Mandi?